tifosi rossoblù durante questa lunga sosta hanno affrontato nel pomeriggio la formazione allievi del Godega di Sant'Urbano. Sotto una fitta pioggia battente le ragazze hanno espresso per quanto possibile ciò che voleva mister Fattorell in vista proprio dell'impegno casalingo di sabato in campionato contro il Luserna. Un amichevole oggi con una formazione maschile dopo tanto tempo che non si è fatta una gara proprio con una formazione maschile. Che indicazioni ne hai tratto oggi? No, intanto ringrazio il Calcio Godega che ci ha permesso di fare questa amichevole perché noi abbiamo bisogno, dopo abbiamo fatto la sosta, durante la sosta abbiamo fatto una settimana diciamo libera, abbiamo lavorato un po' in palestra e dopo questa settimana abbiamo forzato, avevo bisogno assolutamente di questa amichevole anche per preparare al meglio la gara con il Luserna che per noi non dico che è fondamentale ma è abbastanza decisiva. E sulla partita proprio di oggi, cosa ti è piaciuto e cosa magari non ti è piaciuto delle tue ragazze? Beh, a parte che oggi il campo non permetteva belle giocate, l'importante oggi era l'agonismo, la voglia e secondo me la preparazione mentale a questa partita che mancano 7 giorni e vedo che le ragazze hanno recepito che tutta la settimana lavoreremo bene, abbiamo già iniziato bene oggi a essere mentalmente a posto e secondo me per sabato prossimo le ragazze risponderanno alla grande e spero che anche il pubblico di Vittorio venga più del solito a darci una mano perché le ragazze quando vedono tanto pubblico secondo me raddoppiano le forze e quindi magari offriremo anche un buon spettacolo. Ritorno ai gol anche sia Cisotto che Zanon oggi. Sì, Cisotto rientra dopo 2 mesi di assenza, che si è sentita un po' per noi perché è quella più veloce che può scattare in mezzo alla difesa avversaria. La Zanon, se sta bene, è una ragazza che quando calcia in porta fa quasi sempre male, quindi per oggi sì, è andata bene tutti e due, però sabato prossimo sarà tutta un'altra cosa. Aspettiamo dunque il grande pubblico per la partita di Luserna, come dicevi, fondamentale. Sì, vorrei fare un appello non più da mister, ma penso di parlare per le ragazze, perché le ragazze quando vedono il Barison che non dico pieno, ma che c'è tanta gente, secondo me si rafforzano anche loro, cioè, e ci credono di più e speriamo che ci sia tanta gente sabato. Grazie, mister. Grazie a tutti.